Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Siamo molto lieti ed onorati di avere lo scrittore Giacomo Mameli che ci parlerà lui direttamente di questa sua opera e del personaggio che ha intervistato, un centenario che mostra le sofferenze che ha subito come tanti durante la guerra. Ecco, passiamo subito a lui, la dottoressa Emanuela Rossi e il professor Clemente e Antonio Fanelli, che in questo momento non c'è, è lì, e così possiamo cominciare. Grazie. La ringrazio moltissimo. Allora, io vorrei presentare Giacomo Mameli. Voglio cominciare con il dire che siamo reduci tutti e tre noi da una mattinata molto intensa, perché il professor Mameli è stato ospite all'università prima del corso di metodologia della ricerca antropologica, dove assieme ad Antonio Fanelli hanno fatto, credo, delle esercitazioni su questioni di oralità e scrittura. Quindi è stato nel mio corso di antropologia del patrimonio culturale appunto a presentare il suo volume con, devo dire, grandissimo successo. Gli studenti, e qui c'è una piccola rappresentanza qui in prima fila, erano più di 190, quindi erano tantissimi, e devo dire che il professor Mameli è riuscito a tenerli bloccati proprio sulle sedie, che non è operazione semplice, quindi ci ha affascinati con i suoi racconti, con le letture di alcuni brani dai suoi libri. Allora io l'ho presentato così ai miei studenti e ho confessato la mia ignoranza, e cioè io non conoscevo il professor Mameli e quindi ho fatto in primo luogo, come ormai si fa, una ricerca su internet per vedere appunto se riusciva a trovare le tracce lasciate da lui. Ne ho trovato addirittura un sito www.giacomomameli.com, e quindi appunto, e qui c'è descritto un po' il suo profilo, chi è, che cosa fa. Come capite, a chi si occupa di antropologia in Italia, le storie della vita della gente comune sono cose che proprio piacciono, per regola dell'arte, insomma, sono i temi su cui ci appassioniamo di più, hanno una lunga tradizione, perché già nel dopoguerra ci sono stati degli autori che hanno raccolto storie di vita, appunto pensiamo sempre a Scotellaro, a Montani, proprio le storie della vita quotidiana, e come diceva oggi Giacomo a proposito del tipo di scrittura, storie in cui le persone parlano con la lingua della loro vita, no? Che spesso la lingua della loro vita la ignoriamo, perché la comunicazione prevalente è in una lingua costruita, una lingua televisiva, una lingua che non è la lingua della vita quotidiana. E questi racconti, diciamo, della seconda guerra mondiale sono racconti che connettono per Tasevaux con il mondo e ci aiutano anche ad avere una rappresentazione in fondo della società contemporanea come una società fortemente interattiva. E quando gli anziani di Tasevaux, attraverso i figli, attraverso la televisione, rivedono la storia, rivedono le commemorazioni, in qualche modo continuano ad elaborare la loro memoria. Nella giornata di oggi, oltre appunto, come diceva Emanuela, che diciamo Giacomo non ha molto bisogno di essere presentato perché si presenta benissimo da solo, già nella presentazione di alcuni temi ci sono stati per un antropologo delle cose interessanti su cui riflettere. Per esempio il modo con cui un autore, scrittore, si rapporta con i racconti che gli fanno le persone. Questo è un tema su cui credo che nel nostro corso continueremo a lavorare, no? Perché lui è autore, scrive, ma scrive quello che gli dicono gli altri. Quindi c'è una specie di contratto morale che lui stipula, e in questo contratto morale lui si fa portatore e si prende la responsabilità di dire le cose che gli altri non hanno potuto dire per ragioni di istruzione, eccetera, eccetera. Parto dall'ultima cosa che ha detto Pietro, perché
credo che bisogna andare nella direzione di questo sportello della memoria. Io vorrei proporre alla nuova giunta regionale di fare il master and stop per finanziare ragazzi che sono disperati perché sono laureati bravissimi e non trovano lavoro, per raccogliere le testimonianze orali paese per paese, perché con un po' di metodo e con un po' di sana metodologia della ricerca sociale si può, dalle zone minerarie alle zone rurali, alle zone pastorali, alle zone criminali, perché ci sono insomma le varie tipologie di società sarda, secondo me si dovrebbe poter raccogliere questo grande archivio che rischia davvero di essere perduto. Voi pensate che uno dei cruci principali che io ho è non aver sentito le stesse storie dei protagonisti della prima guerra mondiale che io ho conosciuto, però io lavoravo, non avevo quell'attenzione che ho oggi in tarda età, perché noi di storia della prima guerra mondiale certo conosciamo i libri di storia, per carità, però noi conosciamo sempre, anche della prima guerra mondiale, le storie dei capitani, dei colonnelli, dei generali, dei comandanti. Non conosciamo i racconti della gente comune, del soldato che crepa. Il freddo era mortale, non c'erano cappotti e non c'erano coperte, solo divise di tela che sarebbero andate bene forse in estate, non in quel grande ghiacciaio. La giornata forse più triste è stata verso la Pasqua del 42, quando incontro per fortuna due miei paesani. La Pasqua la passo in infermeria come tutti i giorni perché lì lavoravo e lì dormivo. Idem il dottore, sempre circondati dalla neve. Solo bianco vedevo in quel posto che forse si chiamava Mitronova. Fetti bianchi, ecco, su loro forse si chiamava Mitronova. E quasi mai un albero. Io che fra gli alberi sono vissuto fin da bambino e sotto gli alberi di legge o di carrubo mi appostavo per aspettare il cinghiale. Di giorno o di notte poco importa. Lì di piante non ce n'erano, c'erano torrenti, le povere case che i contadini chiamavano isbe circondate da piccoli orti, avevano pochi animali, era gente povera e buona, solo che moriva di fame, un mondo di fame, nel grande Don e nel piccolo Fulminetto. Arrivando in treno avevo visto campi gialli di girasole e basta. Le stazioni erano fatte di tettoie di legno, era meglio quella di Ulassa. Da quella vedi anche il mare di Barisardo. In Russia niente colori, niente verde come la mia campagna, solo bianco. E senza vedere il cielo azzurro. Succede questo allora. Io ero in infermeria quando portano in barella un soldato tutto insanguinato, piangeva. Come ti chiami? Vieni Nino. Posso farti qualche domanda mentre ti medico? Certo, tu sei dottore. No, io sono infermiere di guerra senza scuola, vengo dalla Sardegna, ho imparato qui, mi salvo. Certo che ti salvi. Come ti chiami? Vittorio. Mia mamma è sarda, si chiama Bonaccato ed io Zieri. Nino continuava a perdere sangue. Chiedo del mio dottore. Lo hanno chiamato in un altro accampamento e con un mulo tornerà presto, mi dicono. Non so che fare. Faccio un'iniezione. Dopo un po' il giovane riprende a parlare, un filo di voce. Vittorio, mi salvo. Sì, ti salvi. Adesso ti devo medicare l'addome. La pancia era maciullata. Nino era stato raggiunto da un paio di schegge di una bomba sganciata da un aereo russo. Era come se quelle schegge fossero ciascuna un grande bisturi e ciascuna gli aveva aperta in due la pancia. Che fare allora? Io non potevo che ripulire le ferite. Cercavo di pendere da una parte, ma il sangue continuava a scorrere dall'altra e quindi non vedevo più la carne di quel povero ragazzo. Vittorio, mi salvo. Sì, ti salvi, ti sto medicando, tra poco arriva anche il dottore. Vittorio, se non mi salvo mi fai un piacere. Ti salvi, Nino, ma dimmi che piacere mi chiedi. Se muoio devi scrivere una lettera alla mia fidanzata e le devi dire che cosa, Nino. Ieri Nino era morto davanti ai miei occhi.
Ne avevo visto molti di morti anche nel letto dell'infermeria, ma quel ragazzo che aveva iniziato a parlarmi della sua fidanzata mi aveva commosso. Non riuscivo a darmi pace. Cercavo di risalire al suo indirizzo, almeno a quello dei genitori. Non ne ho mai saputo nulla. Neanche quel dettaglio della mamma di Uzieri mi aveva potuto essere d'aiuto. Nino lo avevo sepolto di pomeriggio, dopo che il medico lo aveva visto. Non avrei potuto fare nulla neanche io, nessuno lo avrebbe potuto salvare.